Invece l'idea della caccia a 16 anni mi pare di capire non la ispira molto. Non mi ispira l'idea della caccia in genere. Mi vanto di essere di forte cultura contadina. Provengo da una famiglia contadina di 13 fratelli, per cui la sezione, il discorso della caccia è uguale, come dire, si modella molto nel modello contadino, no, più popolare, insomma non è vero, non è vero. Vi è un rapporto dei contadini rispetto a un rispetto degli animali e l'uccisione degli animali per vivere. Quello è il rapporto, no? Perché la caccia oggi, al di là di come la pensiamo, è divenuto un fatto che uno, come dire, voi la chiamate prelievo, no? Nelle leggi c'è questo termine, no? Si va a prelevare la fauna, no? La fauna si uccide, anche si preleva. Si preleva dopo averla uccisa, si uccide per il gusto di uccidere, non perché ci sia della necessità o perché vi sia l'idea che serve per mangiare. Si uccide per il gusto di uccidere. Evidentemente questo, chiamiamolo, io rispetto comunque i cacciatori, non sono un talebano, assolutamente, ma dico, pensare che un'idea che si uccide un animale, volatile o no, per il gusto di ucciderlo, non è, a mio modo di vedere, una bella cosa. Chiudo per dire, io vorrei, no, chiudo per, aspetta, Berlato, uccidere l'animale vuol dire che non conosci la caccia. No, conosco abbastanza bene. Come la stragrande maggioranza di coloro che accusano i cazzatori è perché non qua non si accusa nessuno. Aspetta un attimo, evidentemente non vorrei mica andare a ammazzare le peppole e i fringuelli perché hai necessità di mangiare. Che non ribaltiamo i fatti di questa forma qua. Le peppole e i fringuelli si uccidono per il gusto di uccidere e poi si va anche a fare la cena con gli amici. Oppure mangi un pollo perché hai le necessità ma di mangiare. Io a casa, scusa Berlato, io a casa ho sempre avuto, c'è tra un pollo c'è una differenza sostanziale. Il pollo non si uccide per il gusto di ucciderlo, si uccide perché è venuto il tempo in cui è maturo quel cosa e si uccide per mangiarlo. E lo uccidi senza fargli del male, questi sono discorsi che non c'entrano nulla. Ma non c'entra nulla, pensare che la caccia si limiti ad uccidere e uccidere per divertimento, è un'idea sbagliata. Ma non un'idea, è la realtà. L'assoluta mancanza di conoscenza della caccia. Non sai cosa vuol dire caccia allora? Allora se tu riduci l'uccidere per divertimento la caccia, significa che non conosci la caccia, perché